Ultimo giorno di lavoro per l'Olimpica Acregas che oggi ha completato la preparazione in vista della trasferta in terra palermitana contro il Don Bosco Partinico. Questo match di domenica 10 febbraio, valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di promozione Girone A, si dovrà giocare a porte chiuse, in quanto lo stadio Giuseppe Lafranga di Partinico risulta inagibile per l'intera stagione. La conferma arriva direttamente dalla questura di Agrigento su segnalazione del commissariato di Partinico, che invita i tifosi a non recarsi inutilmente a Partinico in quanto l'ingresso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai soli tesserati e addetti ai lavori. Per quanto riguarda le due squadre, va sottolineato il fatto che i due calciatori, uno per parte, non potranno scendere in campo perché squalificati. Si tratta dell'Acragantino Locurto e del palermitano difensore Carlo Ventimiglia. In prima categoria Girone G cresce l'attesa per la sfida al vertice che si giocherà al Collura di Porto Empedocle tra la squadra granata e l'Armerina. In caso di vittoria la compagine marinara si riprenderebbe la vetta della classifica con un punto di vantaggio. Le altre agrigentine, il Gemini sarà ospite della gira, l'Angelo Cuffaro riceve la Leonfortese, l'Atletico Aragona si reca a Caltanissetta contro la Nissa, mentre il Ravanusa al Saraceno se la vedrà con il Caltanissetta. E cambiando invece disciplina, nel calcio a 5 riprende il prossimo 9 febbraio il cammino nel campionato di calcio a 5 Serie B Girone H e che vedrà impegnato l'Acragaz Futsal sul campo del Mabonate. La compagine di Giuseppe Castiglione ha avuto sinora un cammino altalenante ed occupa l'ottavo posto in classifica generale, conseguenza di 5 vittorie, un pari e 8 sconfitte. Una situazione tranquilla, ben lontana dalla bagarre di bassa classifica e che permette di guardare al futuro con maggiore serenità. L'attuale bomber biancazzurro risulta essere Nino Cascino, autore di ben 17 reti.